Nessuno rimarrà senza messa per il freddo, magari cambiano alcune abitudini. Quel che ormai è chiaro è che l'era del caro energia sta mettendo tutti davanti a un cambiamento, nessuno escluso, neanche la comunità della Chiesa. Illuminazione e riscaldamento preoccupano ogni giorno i tantissimi parroci del territorio, le cui risorse oggi non possono sostenere le bollette in arrivo dei prossimi mesi. Si corre quindi a ripari, molti sacerdoti nella Marca che hanno deciso di chiudere il riscaldamento. Coglie la Chiesa perché abbiamo tante spese nelle parrocchie, negli enti, nelle istituzioni e le nostre entrate sono spesso e in gran parte le offerte dei fedeli, la gestione è quanto più oculata del patrimonio, ma non abbiamo le grandi ricchezze che alle volte ci vengono attribuite ed è una problematica che aspettiamo tutti di vedere come si evolve. E nell'attesa di un'evoluzione di questo freddo vento, soprattutto geopolitico, le soluzioni per rimanere uniti alla comunità si cercano nel cambiamento. Se è troppo freddo bisognerà trovare qualche soluzione, magari si trova che si può celebrare in una chiesa usando meno le altre dove ci sono magari meno fedeli e ci sono chiese vicine. È un momento in cui la nostra creatività deve essere mossa non dalla paura ma dal desiderio di fare bene insieme. Ma arriva uno spiraglio di luce, un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro istituito dai vescovi italiani. È un fondo importante da un certo punto di vista perché per trovare questi soldi la Chiesa italiana, anche questa, non ha le risorse infinite che vorremmo avere, e però sono da suddividere siamo circa 236 diocesi in Italia, per fortuna siamo ancora tanti e dovremo veramente collaborare tutti. È un aiuto che credo per le comunità, per le diocesi più povere e più svantaggiate.